ritorniamo in diretta. Allora, come abbiamo fatto cenno, parliamo dei cavalli veneti, questi animali così famosi, così apprezzati, richiesti soprattutto, che ci portano a secoli indietro perché appunto, hanno gareggiato, hanno ottenuto anche risultati eccezionali. Allora, ce ne parla la professoressa Elena Righetto, storica, scrittrice, relatrice. Abbiamo in collegamento la nostra ospite. Pronto, Elena? Pronto? Buongiorno a tutti. Ciao Eccoci qua. Marisa. Ben arrivata Elena, sempre un piacere sentirti. Allora Grazie. Elena, allora andiamo proprio nei Veneti antichi, li troviamo che sono stati veramente degli animali straordinari, straordinari e richiesti da molti stati dell'epoca. Allora Elena, cosa avevano, come possiamo definire i nostri cavalli veneti? E oggi appunto parlando di cavalli veneti, sappiamo quello che sappiamo fortunatamente non deriva solamente dalle prove archeologiche, ma per quanto strano possa sembrare parlando di veneti, anche da prove e testimonianze letterarie. Infatti, per quando noi parliamo di cavalli veneti, nel mondo di Veneti antichi la presenza del cavallo, che in venetico si diceva equo, poi mutato nel latino equo o equus, quindi la presenza del cavallo è una costante e la frequenza di rappresentazioni di questo animale anche nei prodotti della cultura materiale è indice proprio della sua rilevanza nelle diverse manifestazioni di tutta la vita sociale. Il cavallo non era solo, e adesso lo vedremo, andremo proprio ad analizzare le fonti insieme, l'animale che poteva essere ovviamente utilizzato per vari aspetti della vita quotidiana, ma soprattutto per i veneti antichi, ecco, abbiamo la presenza del cavallo come elemento ricorrente nella sfera del culto. Infatti noi troviamo nei santuari veneti il cavallo compare proprio spesso anche tra i votivi, quindi questi bronzetti votivi o lamine anche votive incise a sbalzo e cesello offerti agli esseri extraumani, quindi non chiamiamole proprio divinità, ma entità extraumane o superumane, ed è raffigurato questo cavallo, la figura del cavallo è raffigurato o da solo sia anche montato dai guerrieri, quindi era proprio utilizzato anche ovviamente in questioni guerresche. La particolarità è proprio il fatto che è molto diffusa, anche se non in esclusiva del Veneto, bisogna dirlo, era anche la pratica della sepoltura di cavalli e spesso in prossimità ovviamente di aree di necropoli, dove ritroviamo queste sepolture di cavalli. Se avete occasione di andare a fare un giro al bellissimo museo, ad esempio di Altino, potete trovare proprio delle sepolture con questi cavalli che probabilmente furono uccisi intenzionalmente con un'interpretazione della loro uccisione e sepoltura stessa in senso rituale. Dobbiamo anche ovviamente vedere che se si tratta di un atto di collegamento con il rito funebre, forse riferimento al rango sociale, diciamo, del defunto, è tutt'oggi un'ipotesi molto probabile, tuttavia non è stata ancora adeguatamente analizzata. Inoltre i cavalli, prima di parlare delle varie fonti, li ritroviamo anche incisi, raffigurati proprio nei monumenti funerari. Basti pensare al movimento funerario locale come la Stele di Pietra di Padova, che è associata anche a un'iscrizione, nelle quali proprio vediamo che il cavallo è pressoché sempre o montato dal cavaliere nelle scene di combattimento, oppure può essere anche rappresentato proprio nell'atto di trainare, che cosa? Trainare il carro. Ma il trainare il carro è anche legato, essendo appunto un simbolo funebre, alla rappresentazione del viaggio agli inferi. Infatti, entriamo poi in un mondo che fa parte anche non solo del culto, ma anche della sensibilità religiosa degli antichi, ed era proprio questo, che il cavallo, non solo per i veneti, ma anche per altre popolazioni coeve, rappresentava un animale psicopompo, aiuta al passaggio verso l'aldilà dell'anima del defunto. Quindi anche questa raffigurazione del cavallo come animale psicopompo era veramente importantissimo e pertanto insomma lo ritroviamo in varie raffigurazioni, ecco. Certo, certo. Ecco, allora, ecco, il loro utilizzo, perché vedo da corsa, allevamento, ma soprattutto nelle corse sportive, perché hanno fatto vincere anche Sì. un'Olimpiade, mi pare. Assolutamente sì, qui entriamo, questa è stata un po' un'introduzione, qui entriamo proprio nel dettaglio, quindi qui
e andremo a viaggiare assieme proprio attraverso le fonti letterarie, perché come vi ho detto, fortunatamente qualcosa ci è arrivato. Il primo cenno di parlare del cavallo veneto lo ritroviamo, pensate un po', nel poeta greco Esiodo, nel frammento 150 mi pare, che conosceva già i cavalli dei Veneti, che lui identificava questi Veneti con il mitico popolo degli Iperborei, dei bei destrieri. E questo popolo viveva nel nord, nel mitico nord, vicino all'Eridano. L'Eridano è stato anche da altri storici connesso con il fiume Po, quindi Plavis, il fiume Po, e anche con tutta la mitologia riguardante l'Eridano e l'Ambra. Quindi proprio tutta una mitologia un po' più particolare. Quindi questi Iperborei, che sono questi mitici popoli del settentrione occidentale, in realtà i greci li identificavano con le genti che abitano l'estremità del Golfo dell'Adriatico. Questo diciamo, è proprio il mito antico. Che cosa troviamo in realtà poi nella fonte storica? E qualche generazione dopo ritroviamo nella seconda metà invece del VII secolo i cavalli veneti, che sono esplicitamente ricordati come rinomati destrieri da una lirica di Alcmane. Siamo sempre in letteratura greca, vi traduco il frammento, e dice non vedi, lei è un corsiero veneto, ma la chioma, eccetera, eccetera, e poi parla insomma di questi corsieri veneti. Perché è interessante il frammento di Alcmane? Alcmane in greco lo definisce cheles, cioè destriero da corsa. I lessicografi antichi non hanno dubbi, diciamo, che la designazione di Veneto, enetikos, fosse riferito proprio al quadrupede, quindi al cavallo, e fosse da connettere proprio all'Enetide, che era la regione dell'Adriatico, ovviamente, che poi sarà il nostro Veneto, quindi la regione del Veneto. E pensate appunto che quindi questo Alcmane cita questi cavalli veneti, i puledri veneti anzi, come Enetidai poloi, quindi proprio questi puledri dell'Enetide, della zona del Veneto ovviamente. E poi molto importante che a quello sono i frammenti, questi qua che noi non conosciamo molto, però è giusto anche riportarli alla conoscenza del pubblico. Ritroviamo anche presso Euripide nell'Ippolito, attenzione, nel verso mi pare 1131, qualcosa del genere, si documenta proprio sulla rinomanza presso i greci di questi cavalli da corsa veneti in piena età classica greca. E quindi il protagonista di questo dramma, quindi dell'Ippolito, guida la sua coppia di cavalli veneti, che in greco si dice Sozogia, Polone, Neton, e in quanto un'iscrizione per il vincitore in un agone olimpico. E qui ritroviamo proprio iscritto anche un certo Leonte di Sparta, vincitore sui cavalli veneti appartenenti al padre Anticlide. Ecco, questo è interessantissimo perché noi proprio ritroviamo la citazione esplicita di questi cavalli veneti, cavalli da corsa dunque, che erano rinomati in tutto il mondo. E chi era questo Leonte? In realtà questo Leonte effettivamente vinse l'85esima Olimpiade, e qui stiamo parlando del 440 a.C. E ci informa, riferito da un commentatore antico, ci informa che egli è il primo, pensate un po', ad ottenere una vittoria con i cavalli veneti. Lo dice in greco che è Enetais, quindi Enetais ovviamente non ricordiamo sempre il nome derivato da Veneto. E sono proprio questi da corsa che circa 50 anni dopo diverranno famosi in tutto il mondo greco. Cioè, tutto il mondo greco voleva assolutamente questi cavalli veneti, tanto che grande che hanno di Siracusa per una sua scuderia. Quindi questo ci fa portare i cavalli veneti nella sua scuderia perché li voleva allevare. Pensate un po'. Di chi è che se ne parla di questo? Lo testimonia un storiografo Strabone nella geografia, e dice proprio questo, no? Che Dionigi, tiranno di Sicilia, aveva fatto venire qui in Sicilia poi il suo allevamento di cavalli da corsa veneti, tanto che appunto i greci conobbero la fama degli allevatori veneti e questa razza divenne per lungo tempo celebre.
è molto particolare perché il tiranno di Siracusa, che Siracusa è da tutt'altra parte rispetto alla Venezia, voleva dei cavalli veneti, non avevano loro di Grecia di veloci. Sì. In realtà è molto interessante perché i mercati dell'Adriatico, quindi non si sta parlando solo della Venezia, ma di tutti i mercati dell'Adriatico, erano ben noti a Dionigi di Siracusa e in entrambe le sponde del mare Adriatico aveva stanziato una serie di colonie. E questa cosa pochi la sanno, ma particolare in un'area prossima a Padova aveva rifondato Adria come filiazione siracusana, che è qui a due passi, aveva avuto una sezione siracusana e Dionigi aveva anche scavato la fossa Filistina che la legava con la laguna di Venezia. Quindi ecco anche Strabone che era sempre attento, che amava il Veneto, perché anche in altre occasioni vediamo che lo descrive come un grande territorio, una terra ricca, l'acqua soprattutto era colpito anche da questa ricchezza che avevamo. Quindi Elena, abbiamo delle prove, delle citazioni inconfutabili. Assolutamente sì, e fortunatamente, mi ripeto, per noi appassionati, ma soprattutto per noi storici, che ci mestiere, insomma, sono importanti perché ci fanno riflettere su tantissimi punti, tantissime particolarità. Inoltre, sempre parlando del nostro amico Strabone, lui descrisse anche qualcosa di più. Non era solo il cavallo da corsa. Infatti, qui ci spostiamo nella sfera del culto religioso e ritroviamo anche la presenza del cavallo, anzi dei cavalli legati al culto di Diomede. Quindi vedete, abbiamo proprio questi collegamenti che sono sempre, esatto, sempre molto molto allusivi. Certo, certo, e anche precisi mi pare, perché insomma abbiamo questa sequenza di personaggi. Possiamo dire di questi cavalli veneti, possiamo trarre delle informazioni sempre dalle fonti, che ovviamente non ve le ho lette tutte in questo contesto, però possiamo dire che erano sicuramente una razza non tanto alta, cioè quindi non molto slanciata, ma estremamente veloce. Perché erano cavalli da corsa, quindi non dovevano essere tozzi, non dovevano essere troppo imponenti, dovevano essere agili, veloci e da quel che sappiamo appunto si preferivano i cavalli bianchi e infatti su questo ritroviamo la connessione, no, con il sacrificio del cavallo bianco con Leucos Hippos, appunto vi parlavo prima, ma anche con un altro racconto che è quello sempre tratto da Strabone, che è il cosiddetto prodigio delle cavalle dalla testa di lupo, che è molto molto interessante, ma adesso ve lo racconto. E quindi diciamo che il cavallo per i Veneti antichi era agile, veloce, non da soma, quindi non da traino, bianco probabilmente, e chiamato Lycoforos, cioè portate dal lupo, quindi cavalli dalla testa di lupo, perché molto probabilmente venivano marchiati questi cavalli veneti con appunto una testa di un lupo. Possiamo anche vedere delle caratteristiche, sempre assumerle tramite un'interpretazione indiretta anche dall'arte delle situle e delle rappresentazioni proprio in cui cavalli veneti sono incisi, sono rappresentati, ecco. E li vediamo proprio belli, slanciati, eleganti, preparati, decorati, quindi proprio un amore verso questi animali che non poteva essere solo semplicemente dettato appunto da delle pratiche quotidiane, ecco. Certo. Beh, insomma, è già una descrizione molto, molto chiara di questi cavalli snelli, veloci, insomma, d'altra parte dovevano vincere le Olimpiadi, la 85esima l'hanno vinta, quindi insomma anche questo è molto interessante. Elena, veramente bella questa narrazione, ne avevamo necessità perché non si parla spesso di cavalli veneti, assolutamente no, oppure così superficialmente, invece tu ci hai portato in questo viaggio molto interessante. Bene, grazie Elena, a tutti. Grazie, alla prossima, grazie Elena, buon pomeriggio. Grazie.